segue l'altro vento. Il vento spinge, sposta, contrasta, blocca, ferma. Il vento è dappertutto, si sbatte contro le mura, deforma le piante, ti sgretola e ti fa volare via. Fischia, ti entra dappertutto. Le voci si allungano, si sciolgono e si perdono nel vento. Vorrei che tu, vento, fossi il suo freno, lo dissuadessi, lo contenessi stretto nel suo letto, il suo pianto, il suo dolore, il mio. Stretto nel suo letto vorrei che la sua natura di uomo deformassi. Vento, puoi? Portalo via da lei, fermala lì, lontana da lui. Opponiti, non farli incontrare, vigila tutto il tempo. I miei limiti non possono darmi la tua costanza. Non capisco più se questo sia il suo bene. Non lo ragiono più, non ragiono. Si fa così. Non posso permetterlo, devo fermarlo. So farmi carico di tutta la sua rabbia, delle loro ragioni. Non mi importa di ricevere il suo consenso, la sua comprensione. Non ho nessuno a cui raccontarlo. Sono sola. Non sono nemmeno io. Una fede, un sacrificio che voglio compiere per tutte le volte che me lo hai salvato. Non so più neppure a chi mi sto rivolgendo. Se sei il mio Dio di sempre! Sono una donna di fede. Ho paura. Un egoismo religioso mi concentra nel mio mondo. Un mondo che esclude Agnese, lei è fuori e Paolo è dentro. Non posso permettermi di capire i loro dolori, non devo vacillare. Vento! Devi allearti con me, Dio! Devi orchestrare tutto così come immagino io. Immagino una tua complicità per questa madre che salva suo figlio dal peccato. Un figlio che sacrifica a te. La madre lo ha salvato. Quella notte il vento si calmò e Paolo era lì che mi guardava. Io ero davanti all'uscio. Di Paolo, vieni a benedire la mia casa sabato. Sanno passato su Breido non che fidi entrare in domo mia, che si candidasse il ferro. Isso, sabbettula e tutto su riba dentro. Paolo mi voleva lanciare una pietra, mi voleva esorcizzare. Quando tornò la settimana dopo, portato dal vento, pensava di trovare la sua Maria Maddalena da emendare. La sua castità si frantumò allo sbottonarsi della sottana.
E lì ha conosciuto il piacere, il peccato, l'amore, la miseria, l'umiliazione, su diavolo. Sabigonza siguana, tutti di mustate sosate, lo so, e non sanno oltre la sa. Santo si interrano che andava, suentusi che lo pisula da. Gli uomini hanno un istinto che sovrasta anche i santi, l'istinto che si ribella anche all'abito talare, ma sotto le pulsioni restano. Su diavolo non la deve vincere. Pro Deus e pro santo sfinza schiba posar forza, sa figlio mio, non mi che lo piccasa. Tutte le notti così. I nostri respiri comunicano, non lasciano spazio alle parole che non abbiamo mai avuto il coraggio di usare. Io non ho parole perché non ne ho studiato. Tu non hai parole perché le hai studiate e sai il male che possono fare. Il silenzio è il nostro compromesso. Un tacito accordo di non parlare perché altrimenti lo scandalo è incontenibile. I cristalli si rompono e Cristo cade dalla croce. La madre lo ha salvato. Ma vai a dormire. Non basti tu, io sono solo nella mia battaglia. Lo senti il vento come soffia? Io non posso trattenerlo e lui non trattiene me. Mi affido a lui. Ma vai a riposare. Figlio mio, sento il tuo respiro che si blocca per ascoltare. Capisco quello che fai e tu leggi il mio pensiero che non traduco in parole. Il pudore di madre non lo permette. E sto qui con un grido strozzato in gola. Ti prego, non uscire stanotte, non cedere alla carne. Prega, frena quell'impulso. Io prego per te, con te. Dalle crepe di questo muro passa il tuo respiro, il tuo profumo alterato dalla passione. Ferma quei passi, ferma quel tumulto che ti ruba l'anima, che hai promesso a Dio. Il diavolo, come il vento che non cessa mai di soffiare, usa tutti i suoi mezzi per rubare la tua anima. Ma vai a dormire. Io non riesco, non riusciamo a fermarmi. Questa notte non ce la faremo a fermarmi. Ti prego, ma coricati. Paolo, figlio, creatura di Dio, fermati. Paolo, figlio, creatura di Dio, fermati. Paolo, figlio, creatura Vento! di Dio. Io non lo capisco se tu mi sei complice o nemico. Mi spingi verso di lei e poi mi respingi. Questa veste tu me la incolli addosso, però sarà Agnese a togliermela. Nel suo abbraccio d'amore lei farà sparire il freddo. Vento, ti prego, fammi arrivare da lei. Perché mi fai provare il biasimo e il disgusto per me e l'ebbrezza insieme? Io la desidero. Desidero il suo spirito. Desidero il suo corpo. Paolo, figlio, creatura di Dio, fermati. Paolo, figlio, creatura di Dio, fermati. Paolo, figlio. Agnese, il mio primo sguardo per te è stato di pietà per la tua solitudine. L'attrazione ci spingeva l'uno verso l'altra. Dopo gli occhi s'erano cercate e strette le nostre mani. E poi quella notte ci siamo baciati. Il mio sangue, che era quieto da tanti anni, è divampato tutto come un liquido ardente. La carne cede, vinta e vittoriosa insieme. Fuggiamo dal paese, mi hai detto, per vivere o morire uniti. Io sto arrivando, Agnese.
Stanotte decidiamo e partiamo. Sapessi i sacrifici. Oh, yeah. Ho lavato di calze, mutande e tonache di preti. Ma adesso sei tu il parroco di Ave. Devi essere un esempio di fede, la stessa che il vecchio parroco ha fatto vacillare in tanti. E ieri mi è apparso in sogno e mi ha chiesto di rammendargli le calze. Già che stai qui senza far nulla, Maria Maddalena. Potresti rattopparmi le calze. E se siete morto, che bisogno avete di calze? Nessuna donna si è più curata di me, ma chi ti assicura che sono morto? Sono ben vivo invece e sono qui. E presto caccerò via tuo figlio e te con lui dalla mia parrocchia, peggio per le vostre viscere. Ma perché non gli facevi fare il mestiere del padre a tuo figlio? Invece tu sei donna ambiziosa, no? Hai voluto tornare padrona dove sei stata serva, adesso te ne accorgerai del guadagno. Noi ce ne andremo, uomo vivo, fantasma che tu sia. Aspettate ancora qualche giorno e ce ne andremo. Poi, dove vuoi andare tu? Qua e là è lo stesso. Intanto da retta a uno che se ne intende, lascia che tuo figlio Paolo frequenti quella donna. Lasciagliela conoscere quella donna, altrimenti gli capiterà come è capitato a me finché ero giovane. Non volevo né donne né piaceri, perché volevo conquistarmi il paradiso. Ma quando me ne accorsi, ero vecchio. Il mio braccio non arrivava a raccogliere il frutto e le mie ginocchia non si piegavano per dissetarmi alla fontana. E allora cosa ho fatto? Ho cominciato a bere vino, a fumare la pipa e a giocare a carte con i giovinastri del paese. Giovinastri li chiamate voi, giovinastri, e bravi ragazzi sono, che si godono la vita come possono, peggio per chi non lo capisce. Ma del resto non voglio convincerti a te, io voglio solo cacciare te e tuo Paolo dalla mia parrocchia. Io sono una povera donna ignorante, non capisco nulla, ma una cosa sola certa so, che Dio ci ha messo al mondo per soffrire. Dio ci ha messo al mondo per godere, ci fa soffrire per castigarci di non aver saputo godere. Questo sì, idiota, ad una donna, non lo capisci? Dio ha creato il mondo con tutte le sue bellezze, poi le ha donate all'uomo perché se le godesse. Peggio per chi non lo capisce. Dio, del resto, guarda, io voglio solo cacciarvi da qui, voglio solo che ve ne andiate, tu e il tuo Paolo, non voglio farvi del male. Capito? No, ce ne andremo presto. Questo ve lo posso promettere. Non penso ad altro. Bene, guarda che però se non mantieni la promessa te ne pentirai. Allora ritornerò e te ne accorgerai. Ti ricorderai di questo nostro colloquio. Intanto, Asco, rammendami le calze. Ratto. Girati però, non voglio che tu veda la mia carne nuda. Nessuna donna ha mai visto la mia carne, per quanto mi abbiano calunniato, e non voglio certo che tu sia la prima, essendo vecchia e brutta. Ascolta, rattoppale bene che tornerò a riprenderle, capito? Seracca è una schida e seracca ti casa morre.
Che sogni, che sogni. Non mi lascia un attimo in pace. Mi rinfaccia che tu, figlio mio, potevi fare lo stesso lavoro di tuo padre. E che io sono una donna ambiziosa. E che sono voluta tornare padrona dove sono stata serva. Oh, figlio mio, in paese tutti ti aspettavano. Ma ho capito, c'è tanto lavoro da fare. Tutto sembra abbandonato qui, tutto testimonia una perdita di fede. Ma adesso sei tu il pastore che farà risorgere la chiesa qui in paese. Ma da domani dormirò nella stanzetta sopra la sacrestia. Devo trovare un modo per far tornare i paesani in chiesa. Mi basterà un tavolo, un letto e quell'armadio che c'è va benissimo. Da lì vedo su il monte, le strade per chi parte e per chi resta. In paese sono rimasti vecchi, uomini e donne sposate, madri di pochi bambini. Vedo su nel ciglione le casette arrampicate come pecore, il parapetto della piazza davanti al campanile della chiesa e gli alberi che si sbattono al vento con i rami che si abbracciano e si stringono come due amanti. Ma lei, Agnese, non è sposata. È lei il tuo pericolo, la tua trappola. I rami che si abbracciano. La tua poesia ti porterà via. Sei convinto da altre divinità. Da lì posso sentire il lamento dei pioppi e delle canne a cui il vento causa tutto quel dolore notturno. Madre, io non posso resistere al vento, al dolore. Vorrei essere una viga per fermarlo, vorrei essere una montagna per non farlo passare. La sua casa è lì, sempre pronta ad inghiottirlo da quella porticina famelica che si chiude dietro di sé. Che si chiude dietro di sé. Sei già lì con lei, ti vedo. Devo fermare questo sacrilegio! Devo fermarlo! Signore! Signore! Signore, che fare per salvarlo? Aspettarlo qui finché torna e parlargli chiaro. Egli si irriterà, negherà. Andrò dal vescovo a pregarlo di mandarci via di qui. Perché sei venuta, Maria Maddalena? Perché volete andarvene? È un luogo di perdizione, Monsignore. 7 anni siamo qui, io e il mio Paolo. 7 anni di pace e di abbondanza, come quelli della Bibbia. Ma adesso ecco che la maledizione lo coglie. Una donna lo prende nelle sue reti. E per questo volete andarvene? Sì, Monsignore, altrimenti egli perderà l'anima come l'antico parroco. Maria Maddalena. Ma bisogna salvare anche Agnese. Quella donna sola, esposta alle tentazioni nella solitudine della sua casa, nella desolazione di questo paesetto. Ma perché lei ha scelto proprio il mio Paolo? È una donna ricca, indipendente, sola. Troppo sola a badare alla casa e al patrimonio lasciato dal padre. Il padre, mi ricordo che Don Paolo gli aveva fatto un funerale come non si erano mai visti nel paese. È vero, ma poi Paolo ha continuato a frequentare l'unica superstite di quella casa, Agnese. Ora quest'orfana vive sola, con delle cattive serve, ma
Paolo l'aiuta, la consiglia. Noi l'aiutiamo. Ma mandateci via, Monsignore. Sei proprio certa, Maria Maddalena, di voler andare via? Sì, è Maddalena? andato da lei anche stanotte. Agnese, Paolo, scusa, mi sarei venuto prima, però mia madre ha visto le stanghe che appoggio al muro e ha avuto un impeto d'ira. Tremava dalla rabbia. Mi ha visto e penso che sappia che l'ho vista anche io. Era dietro l'uscio, sulle scale, lottava contro il demonio, non voleva cedergli il figlio. Però poi ho voltato l'angolo ed eccomi qui, portato dal vento che mi ha gonfiato il mantello facendomi volare da te nella notte. sei sempre atteso. Da me adesso, come lo eri da tutto il paese. Ti aspettavamo come un messia, tutti riuniti nella piazza della chiesa. Ecco Don Paolo! Ecco Don Paolo! Viva Don Paolo! Viva Don Paolo! Ah-ah! I giovani ti circondavano, ti portavano in trionfo. Tua madre palpitava d'orgoglio accanto al suo Paolo, davanti al quale tutti quegli uomini forti si inchinavano di fronte a un aspetto quasi divino. E tu eri lì, affacciata dal parapetto. Io vedevo anche le altre donne con le frange svolazzanti dei loro fazzoletti, le bambine che giocavano, le campane che suonavano a festa. E tu eri lì per me. Eccolo, sembra un santo! Eccolo, viva Don Paolo! Sembra un santo, dicevano. Tu eri lì tranquillo, non dicevi una parola, non sembravi neanche commosso. Maria Maddalena, il suo letto. Paolo, non è questo il tuo letto. Eccolo, sembra un santo. Agnese, io ti amo, ti desidero da sempre. Non sembravi neanche commosso, amore mio. Ti stringevi le labbra, passavi le palpebre. Agnese, guarda che io sto per cadere. Paolo, stai per cadere, allora cadiamo! È caduto! Il mio ragazzo è caduto! Aiutatelo! Aiutatelo! Amore mio. Lo spirito del male se lo prende! Stavi cadendo da cavallo. Ecco, amore. Tua madre era lì, ferma. Sembrava stesse soffocando dal dolore, con il cuore gonfio, duro come la pietra. Stava male. Ma adesso, Paolo, non pensarci. Lasciati andare. Lei a casa sta dormendo. Lei è da sempre nella sua casa, che si fa passare il tempo dentro. Non è questa la tua casa, non è questo il tuo letto. Il tuo letto, la tua casa è con tua madre. La tua stanza piange. Abbiamo anche questa notte. E io voglio coprire il tuo corpo con le carezze. Un corpo che da troppo tempo abitava dentro un abito.
tua veste talare disegna un'ombra macabra di disobbedienza. Signore, salvaci tutti, anche Agnese, anche me. Signore, salvaci tutti. Paolo, lei la conosce la storia di Maria Maddalena? Maria Maddalena è una ragazzina orfana, poverina, vive da parenti poveri, è sempre scalza e con grossi carichi sulla testa. Porta i panni a lavare al fiume e il grano a macinare al mulino. E suo zio, già quasi vecchio, è il servo aiutante del mugnaio, vero? Esatto, e ogni volta che lei va al mulino, se nessuno li vede, la rincorre, la bacia con i peli ispidi della sua barba e la ricopre di farina. Oh, è cureggia questa Maria Maddalena, sempre intrazzulata. Oh, dai dando mi sattia, non la fa che ne puoi andare a mulino. Allora l'uomo ha detto che vuole sposare la ragazza. Antioco, ma tu come le sai queste cose? I parenti ridevano e prendevano e gli davano degli spintoni. Con la scopa gliela passavano sulle spalle e l'uomo lasciava fare, guardando la ragazza con occhi lucenti. Ed ella quindi accettò di sposarlo. E continuò a vivere a casa dei parenti, ma ogni giorno si recava al mulino. E il marito, che lei continuava comunque a chiamare zio, le dava di nascosto una piccola misura di farina ogni giorno, vero zia Grazietta? Come continuo fatto? Una diena che torrente dai mulino, aiata, sa farina, su pannello, a un certo punto non le fa più da intendere che cosa che si muovia assunta. Ha lasciato andare sa farina, le si bramminata tutta in terra, e curenta, nacchi chi... Oh, chi dai già su con? Se devi da sezzere. Calabeni di un'ipezia e dai noghe. Un'ipezia e bazzinetta. E beh, ci mica dai messo, però. La ragazza si mise a correre e poi si accorse di essere incinta. Basta Antioco, Ma devo finire. basta, metti a posto questa e vai pure a casa, grazie. Mamma me l'ha raccontata e poi è successo Lo che... so cosa è successo dopo, basta. Come lo sa? Tutto lì che in vita. Tutto. Sì, lo so. Sono cose che si chiede dai sempre. E so anche quello che succederà. Sì, sono rimasta vedova presto, che Paolo ancora non parlava, ma aveva gli occhi così belli e luminosi che sembrava volessero volare. Mi lamento già così. Avevo pianto mio marito
Non come uno sposo, no, ma come un buon parente. Ma poi mi sono consolata in fretta quando tu mi hai chiesto di venire con te in città a fare questa feracca. Bello, ma che potevi fare che penne raffizzuto? E plus a taglia lo mandare a cola. Gaia Poatto, vivendo e lavorando solo per lui. Da, chissà occasione già non ti sono mancata, sa? Oh, a te la metta con du mere. E con tu era, con du bucheso. Oh, che ti messi chiana tutto, mi, come te tu, a te la metta, Feracca, deccannos in su seminario, lo fa che razzettare Paolo. E questo sì che mi lamento. Sezzida, in cuda cadrea. E cu a facca su baccone. Questo che tagliato in cuda costa, sicuro. Sempre con un strazzo sopra so benuggioso. E sracca. Oh, sracca e moscia. Non podia manco muovere una mano de canto vi pistracca. Sracca e moscia. Perché siete ancora alzata? Ti aspettavo, Paolo. Dove sei stato? Da una malata. Che cosa dici? Vieni qua, avvicinati, devo parlarti. Lo so dove sei stato. È da parecchie notti che ti sento uscire e questa notte ti sono venuta appresso e ho veduto dove entravi. Paolo, pensa a quello che fai. Ma vi dico che sono stato da una malata. Non vi sono malati in quella casa. Non tutti i malati stanno a letto. E allora vuol dire che tu sei più malato della donna che vai ad assistere e bisogna che ti curi. Paolo, io sono vecchia, ma sono tua madre. Ti dico che il peccato è la peggiore di tutte le malattie perché intacca l'anima. E poi, non sei solo tu che devi salvarti, figlio di Dio. Pensa che non devi perdere l'anima di lei e neppure portarle danno in questa vita. Perché non mi lasciate in pace? Io non sono più un ragazzo, lo vedo da solo qual è il mio bene e il mio male. No, Paolo, tu non vedi il tuo male. Se tu lo vedessi, non parleresti così. E allora come dovrei parlare? Dovresti non urlare e dirmi che non c'è niente di male tra te e quella donna. E invece tu questo non lo dici, perché in tua coscienza non puoi dirlo. E allora è meglio che tu non parli. Stai zitto, io non te lo domando. Ma pensa bene a quello che fai, Paolo. Io non ho altro da dirti e non voglio dirti più nulla. Ma parlerò di te con Dio. No, basta! Fareste bene a non parlare con nessuno di questo, né con me, né con Dio, né con nessun altro! Tenetevele per voi queste immaginazioni! Mamma, mi dispiace. Per favore, alzatevi, andate a letto. No, io non parlerò più né con te né con nessun altro di questo. Ma non mi muoverò di qui se non per andarmene dalla parrocchia e non ritornarvi più. Scrivile una lettera. Farò come volete. Me ne andrò se tu non mi giuri di non rimettere più piede in quella casa. Madre, io vi giuro che non tornerò mai più in quella casa. Lo ha giurato. Lo hai giurato.
Portatele questa lettera da Dio. Non dovevo giurare. Chi è veramente forte non giura. E chi giura è anche pronto a rompere il giuramento. Esattamente come sono pronto io. Dio! Portami via da qui! Che cosa vuoi da me? Che devo fare? Anche se fuggo con Agnese per sposarla, alla fine resterò comunque da solo dentro di me. Dio, ti prego, non mi abbandonare. Don Paolo, mamma mi ha chiesto, è vero che vuoi farti prete? Anche se mi ha detto che il prete che l'ha preceduta... Sì, lui minacciava di legare e buttare nel torrente chiunque avesse osato togliergli il posto, vero? Esatto, e lo credevano l'anticristo. E tutti avevano paura. Le donne, sì, che avrebbero aiutato a legare e a gettare nel fiume chiunque osasse prendere il suo posto. Ha sentito, Don Paolo? Sì, ho sentito. Quindi io verrò gettato nel fiume. No, mi scusi, Don Paolo. Mamma me l'ha raccontato. Ogni tanto mi fa vergognare. Sì, anche mia madre mi faceva vergognare. Mi vergognavo che fosse serva del seminario. Però lei lo faceva per me. Ricordati sempre che le madri fanno tutto per lui. Paolo. Oh, Paolo. Paolo, devi andare a confessare il re Nicodemo. È molto malato. Bisogna andare fino lassù? Preparo tutto e vengo anch'io. No, i parenti lo hanno portato in paese, ma lei prima ti vive su caffè. No, ci vado subito. E io? E ti sta un mezzo che non l'arena da prima di su caffè. Perché non mi ha portato? Forse è arrabbiato con me perché dice che sono stato distratto. Invece era sicuro che non è così. Ah no, non è con te che è arrabbiato. Una madre fa arrabbiare il proprio figlio. Solo guardavo i vecchi e mi veniva voglia di ridere, perché la predica non la capivano certo. Stavano lì con la bocca aperta. Credono davvero che se verranno in chiesa tutti i giorni sparirà la miseria. Questa miseria è s'anima. Credi che mi manderà via, non mi vorrà più come sagrista, mi piacerà. Ma no, Don Paolo ti vuole attento, null'altro. Non si deve ridere in chiesa. Era molto arrabbiato. Forse non ha dormito per il vento. Ha sentito lei che vento? Pare che il vecchio re Nicodemo sia moribondo. Ma non deve essere vero, no? Sono i nipoti che desiderano la sua morte perché ha dei denari. Ah, lo conosco, il vecchio. L'ho veduto una volta là, precisamente in quell'altipiano. Era seduto in una panchina, c'erano delle rocce, un cane, una spaventosa aquila domesticata e tante bestie morte. No, Dio non comanda così. E che cosa comanda dunque? Dio comanda di vivere tra gli uomini, di lavorare la terra e di non nascondere i propri danari, ma darli ai poveri. Ehi, tu parli come un piccolo santo, Antioco mio. Vedremo se da grande farai così, se darai i tuoi denari ai poveri. Sì, io darò tutto ai poveri e poi Dio provvederà a noi. Sì, questo quando si è soli e quando si hanno dei figli. Io non avrò figli, i preti non devono averne. Ah, perché tu sei convinto di farti prete? Se Dio vuole, sì. Ah, i preti non possono prendere moglie. E se tu vorrai prenderla? No, io non la prenderò perché Dio non vuole. Dio! La Chiesa! E il Papa non vuole.
Ma perché i preti non possono sposarsi? Noi non dobbiamo averla. Eh sì, quando si è giovani. E poi possono pure pentirsi o possono traviarsi come l'antico parroco. Quello non era un parroco, era il fratello del diavolo, non va neanche nominato. Pussa via. Ma no, ma poi possono anche pentirsi. Ma che pentirsi? Forse vostro figlio pensa di pentirsi? Bello un Don Paolo con moglie e figli, con il durante la messa che il bambino piange. Gne 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 gne. Roba da ridere. E poi chi ci sarebbe da dargli in moglie? La nipote del re Nicodemo? Ma uno già ci sarebbe. Agnese. No, è brutta, è vecchia, non piace nemmeno a lui, è superba. E Antioco, poi è... preparati, andiamo su da Nicodemo con la guardia. Oh, buonasera, buonasera, zia Maddalena. Oh. Ebbene, perché non l'avevano portato in paese? No, Nicodemo. non babarati in vita, Cussu. Ah no. Tu hai speglio di una crappa agreste, che demonio este. Non babarati in vita. Don Paolo, l'aspettiamo all'uscita della campagna, Tanto vai in buona ora, ne? Beh, hanno mezzo via, zia Maddalena, Aio, Antioco, aio. Non babare, Cussu, no. La lettera gliel'avete portata? Sì, gliel'ho portata proprio a lei, l'ho data, perché l'ho trovata nell'orto, era già alzata, che si alza presto la mattina, e sono andata dritta da lei e le ho dato la lettera. Aspettate. Andate con Dio. Non l'ha presa bene la tua lettera. Basta! Mi avevi promesso che saremmo andati via. Vedi cosa hai fatto, male a te e a lei. Insieme. Che ci saremmo sposati. Vedi come ha letto la lettera impallidita. Me lo avevi promesso. Cosa gli avevi promesso? Insieme. Adesso basta! Avete capito che basta? Me lo avevi promesso. E te l'hai espromesso! Non voglio più sentir parlare di questo, altrimenti giuro che me ne andrò! Mio marito. La mia famiglia. Don Paolo, mia figlia Nina è molto malata. Pare che abbia il demonio dentro, si agita. Sua moglie Agnese mi ha detto di portargliela. Don Paolo le farà uscire il demonio dal corpo di sua figlia, vero mamma? Certo, figlio mio. Signor Agnese, Don Nicodemo Pania voleva parlare con suo marito Don Paolo per ricevere l'estrema unzione. Io ho pensato al cavallo e alla strada, è il mio dovere. Tutti abbiamo bisogno di te. Che cosa sta succedendo, madre? Perché? Perché, figlio mio, tu devi salvarci. Sei tutto per noi. Perché abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di te. Babbo, tutti si aspettano di festeggiare il miracolo di Nina Masia. Dio, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto a loro? Ho fatto scempio di loro, così come ho fatto scempio di me stesso. Dio, salvaci tutti. Don Paolo, legga i Vangeli, scongiuri il male dalla mia piccola creatura. E navigarono alla contrada dei Gadareni, che è di riscontro alla Galilea. Don Paolo, legga, è ossessa, è uno spirito maligno. Salvaci, figlio mio, leggi i Vangeli. Salvaci, leggi, sei tutto per noi. E quando egli fu smontato in terra, gli venne incontro un uomo di quella città, il quale già da lungo tempo aveva i demoni e non era vestito d'alcun vestimento. Egli non dimorava in casa alcuna, ma dentro i monumenti. Legga, Don Paolo, legga! E quando egli ebbe visto il volto di Gesù, diede un gran grido e lui gli si gettò ai piedi e disse: Gesù, figlio di Dio Altissimo, che vi è egli fra te e me? Miracolo! Miracolo! Prometto di essergli fedele sempre. Sì, lo voglio. Che Dio vi benedica. Sì, mamma,
Sì, babbo. Io non sono tuo padre! Io sono un peccatore, il mio cuore è miserabile! È la loro fede in te che festeggiano! Sì, babbo. Festeggiano Dio in te, figlio mio! Lei non è tua madre! Figlio mio! Io non sono niente, non sono tuo figlio! Io non ho il diritto di mettermi con la mia miseria fra loro e Dio! Paolo, amore, festeggiano te! Miracolo! No! Non lo capite, maledizione! Io sono solo un vigliacco! Sono un vigliacco che ha paura di soffrire, e per questo fa soffrire voi! Paolo! È bastato che la toccassi. Ed è guarita! Miracolo! Nina Masi è guarita. Tuo padre è un santo, tuo marito è un santo, le ha cacciato il demonio! Gente, questo è veramente un uomo di Dio! Brindate a mio figlio! Brindiamo agli sposi! Dio, eccomi. Sono ai tuoi piedi. Sono ferito a morte. Ti prego, Dio. Se passa la notte sono salvo. Lei non mi aspetta più. Ha accettato di non vederci. Mi sta dimenticando. Io non so più niente di lei, io così impazzisco! Agnese, come fai a dimenticare le promesse che mi hai fatto? Come fai a dimenticarti di me? Tu mi stringevi sempre i polsi, dicevi... Siamo legati per la vita e per la morte. È il demonio! È il demonio che finalmente mi ha preso con il suo laccio! È colpa del dovere, dell'obbedienza a Dio, a mia madre, alla gente! Io mi strapperei la carne se potessi per liberarmi da tutto questo, come la lepre di Nicodemo, che si strappava a morsi la zampa per liberarsi dal laccio. Mio figlio è un santo. Perché? Perché, Signore? Perché Paolo non può amare una donna? Tutti possono amare. Perché Paolo non può amare Agnese? La mia padrona è caduta, si è fatta male, le esce tanto sangue, pare si sia rotta qualcosa dentro la testa. Prenda le chiavi di Santa Maria Egiziaca, solo quelle lo possono fermare. Non è vero niente, è solo una commedia! Si è fatta male, pare abbia rotto qualcosa nella testa. Ha mandato lei la serva a spiarmi per convincermi con l'inganno ad andare a casa sua! Siamo due donne sole. Venga, Don Paolo, venga. Venga, Don Paolo, siamo due donne sole. Venga. Io non posso andare, non posso! Non posso! Non vengo a meno che non sia assolutamente necessario! Che sogno! Ho sognato un ballo, gli sposi, uno che suonava il liuto e le calze del parroco. Mamma, per favore, ascoltatemi. Quella ragazza, Agnese, è caduta. Sembra che si sia rotta qualcosa nella testa. Le esce il sangue dal naso. Cosa dici, Paolo? C'è pericolo? Non lo so, però è stato stamattina dopo che le avete dato la lettera. Paolo, chi ti ha detto tutto questo? Può non essere vero. Sì, ma può anche essere vero, mamma. Paolo! Non è solo questo. È che lei è da sola. Io ho paura che faccia qualche pazzia. È necessario che io la veda. Paolo, è hai necessario, giurato! mamma. Paolo, hai giurato! Lo so che ho giurato, è per questo che vi sto chiedendo il permesso. È necessario, mamma. Paolo, sei certo di aver sentito che sta male, eh? La tentazione gioca brutti scherzi. Il demonio si traveste in tante forme. Ma credete che me lo stia inventando?
È venuta la serva, me l'ha detto di persona. Ma insomma, senti Paolo, anche a me ieri notte mi è sembrato di vedere l'antico parroco. Anzi, anche poco fa mi è sembrato di sentirne i passi. Mi ha messo un turbamento nell'anima. Paolo, le voci che tu hai sentito dalla serva potrebbero essere quelle della tentazione. Mamma, io devo andare. Se vai da lei, sei certo di non ricadere? Se la tua coscienza ti impone di andare, perché non sei andato da lei subito, senza chiedermi il permesso? Perché ho giurato. E voi avete minacciato di andarvene se io torno in quella casa. Ho giurato. E allora va. Fa quello che la coscienza ti impone. Mamma, non inquietatevi però. E non accendete il lume. Non voglio che vediate i miei occhi. Non vedo i tuoi occhi, ma sento il tuo cuore. La mia Agnese si farà coraggio se ci sono. La sua dolcezza è come l'erba del prato. Tutta la sua tenerezza come il chiarore della luna. E la sua anima pura la vedo già nelle sue nere vesti di morte. È colpa mia. Io ho abusato di lei. L'ho presa come un uccellino dal nido. E poi l'ho stretta a me, fino a farle uscire io il sangue dal corpo. Agnese, come sta? Avevo paura di non vederla più. E perché è venuto allora? Mi dissero che stava male. Io sto bene, non ho mandato nessuno a chiamarla. Perché questa lettera? Agnese, mi ascolti. Noi due ieri notte eravamo sull'orlo di un precipizio. Dio ci aveva abbandonati, ma adesso Lui ci riprende per mano, Lui ci guida. Io non ho mandato nessuno a chiamarla e lei non doveva venire! Agnese, ma tu pensi che questo sia facile per me? Che io non soffra per tutto questo? Lo sto facendo per te, è necessario per salvarti. Agnese, ti prego, ascoltami. Per lo stesso amore che ci ha fatto unire, per lo stesso bene che Dio ci fa nel metterci davanti a questa prova. Tu, Agnese, mi devi dimenticare. No, la verità non è questa. Perché non parlavi così ieri sera? E le altre sere? Adesso qualcuno ti ha scoperto. Tua madre stessa. E tu hai paura del mondo. Non è la paura in Dio che ti spinge a lasciarmi. Sì, è mia madre. È mia madre che mi ha parlato, come se fosse la mia stessa coscienza. E tu come fai a non capirlo? Tu una coscienza non ce l'hai! La coscienza? La coscienza! Certo che ce l'ho! E la mia coscienza mi dice che ho fatto male a darti ascolto! Ma adesso è troppo tardi! Adesso come devo fare? Dimmelo tu come devo fare! Io non posso dimenticarti! Dio, se era per separarci non doveva farci il contrario! Io lo sapevo che saresti tornato! Sì, Agnese, sono tornato e sono tuo per la vita. Però tu adesso devi restare calma, buona. Io non ti farò più alcun male, ma tu mi devi giurare che rimarrai esattamente come sei adesso. Sapevo che saresti tornato. Agnese, mi stai ascoltando? Si deve o no andare via? Se dobbiamo farlo partiamo adesso, così non si può più vivere. Agnese, per favore. Rispondimi subito e lascia stare tutte le altre parole. Io non posso fuggire con te. E
E allora perché sei tornato? Vattene! Vattene! Credi di poter venire qua la notte e di giorno scrivermi queste lettere umilianti? Se credi di poterti prendere gioco di me, ti sbagli! Come sei tornato stanotte, tornerai tutte le altre notti e finirai col farmi impazzire! Mi fai orrore! Vattene! Se tu domani celebri ancora me, se io vengo davanti al popolo dico questo è il vostro santo che di giorno predica miracoli e la notte fa delle ragazze da sole per sedurle. Vattene! Agnese, per favore, vuoi calmarti? Non hai perduto niente. Io ti amo e sono qui per te, per salvarti. Non ho intenzione di dimenticarmi di te. Però Agnese, noi il nostro amore lo dobbiamo tenere puro per l'eternità. Lo dobbiamo confondere con le cose migliori della vita, cioè con Dio. Agnese, le capisci queste cose? Le capisci? Guardami, ti prego. Agnese, io adesso vado via, ma tu domani verrai a messa e noi insieme offriremo il sacrificio a Dio. Tu domani te ne andrai lontano, che io non ti debba vedere mai più. Agnese, io non posso andarmene così. Domani celebrerò la messa e poi, se sarà necessario, allora sì, me ne andrò. Se tu domani celebri messa, io vengo e ti accuso davanti al popolo. Se tu farai questo, allora è il segno che Dio vuole così. Però io lo so che tu non lo farai. Addio, Agnese. Tu credi davvero che io non terrò la minaccia? Don Paolo, è tutto pronto. Che cos'hai, Paolo? Ti senti male? Madre, ieri notte non vi ho voluta svegliare perché era tardi. Ma io sono stato là. Sono stato da lei. Voleva che partissi quella notte stessa. E poi ha minacciato che sarebbe venuta stamattina e mi avrebbe accusato davanti al popolo. Ma lei non verrà. Non verrà. Cadrò morto, mi si romperà il cuore, ma almeno tutto questo sarà finito. Don Paolo, sta bene. Il Signore sia con voi.
Eccola! Sia fatta la tua volontà. Don Paolo, vada avanti. Il corpo di Cristo! Padrona, ascolti la profondità del suo essere. Le viscere si sollevano sino alla gola e tutto le si capovolge intorno. Avete camminato all'indietro e con la testa bassa, ma ora riprendete la vostra posizione naturale. Ascolto il passato della mia gente, della mia genia, del canto dei vecchi e delle donne, dei servi che hanno costruito ed arredato la nostra casa, coltivato i nostri orti, tessuto le tele delle mie prime fasce. Come oserò accusarmi davanti al mio popolo, che mi considera ancora la sua padrona, ancora più pura del prete sull'altare? La madre sta morendo. Il Signore sia con voi! Per lui il castigo è il suo castigo. Il suo castigo per lui è il suo castigo. Signore Dio, il castigo per lui è il mio castigo. La madre sta morendo. La madre. La madre. La madre. Madre! Madre!